Dopo molti anni ritorno al Giro del Veneto e ovviamente per noi è una grande soddisfazione vedere ancora che ci sono amministrazioni e società che investono soprattutto nei vivai, quindi nei giovani ciclisti, per continuare a dare al Veneto ovviamente tanti campioni come abbiamo visto nel corso degli ultimi anni, degli ultimi decenni. Noi come Regione Veneto ovviamente siamo al fianco di queste società e quello che noi vogliamo fare è creare un Veneto Bike Land, quindi un marchio d'area per attirare nel nostro territorio appassionati e ciclisti. Abbiamo tutto il settore della componentistica, dell'industria delle biciclette, abbiamo tutto il settore turistico con le ciclopiste ma anche con i bike hotel, quindi abbiamo tutte le carte in regola per diventare una regione modello a livello nazionale che sappia attirare i ciclisti da tutta Europa. Questo è il nostro impegno e lo porteremo avanti nei prossimi anni. Partiremo sabato mattina 29 luglio dagli impianti sportivi di Puos del Pago, Giro del Lago di Santa Croce. Toccheremo tutti e tre i comuni dell'Alpago, che ora fanno parte di un stesso comune, vale a dire Farra, Puos, e arriviamo a Pieve del Pago. Una salita alla Val Cantuna con 7 km di salita, lì ci sarà da giocarsi proprio la prima tappa. Lì consegneremo le maglie della classifica, di tappa, traguardi volanti, Gran Premio della Montagna, combinata classifica giovani, perché abbiamo gli under 23 che saranno premiati con questa classifica e gli elite che saranno quelli che passeranno al professionismo. Qui voglio ringraziare i comuni dell'Alpago per la disponibilità che hanno dimostrato, naturalmente tutti i collaboratori e gli sponsor per questa tappa. La seconda, noi abbiamo ripreso il Giro del Piave che era rimasto fermo alcuni anni, è già 2 anni che noi andiamo con questa organizzazione, la partenza è da Longarone e abbiamo fatto anche una piccola brochure per ricordare la tragedia del Vajont. Lì partiremo e quindi andremo verso Ponte nelle Alpi, Belluno, seguiremo la sinistra Piave per Mel, passeremo per Feltre, Pedavena. Lì voglio ringraziare il signor Lionello della birreria Pedavena che anche quest'anno ci ospita per l'arrivo di questa 73esima edizione del Giro del Piave, seconda tappa del Giro del Veneto.